Onorevole Pisano, questi auguri in tandem con le altre forze del centrodestra, la stessa Savarino, Gallo, Di Mauro, ecco, che significato politico assume al di là del momento degli auguri ovviamente? Il significato è il significato di un centrodestra unito che vuole lavorare per il territorio e che lavora per il territorio. Noi siamo a disposizione sia a livello regionale che a livello nazionale con tutto quello che comporta naturalmente le difficoltà che ci sono, ma noi siamo sempre presenti per dare il massimo contributo a questo territorio e farlo crescere. Quindi diciamo che il senso di questo augurio di Natale è tanta prosperità alle famiglie e veramente un'unione non solo del centrodestra ma anche territoriale. Ieri c'è stata questa presentazione della società aeroportuale, ecco, quali saranno le prospettive reali per una fattiva, diciamo, creazione al di fuori delle manifestazioni? Insomma, la gente aspetta molto, ci si farà questa cosa? Si sta lavorando assieme a tutto il centrodestra, a tutti naturalmente gli attori che vogliono partecipare e che stanno partecipando, che siano pubblici che privati, alla realizzazione di un'infrastruttura che può fare svoltare questo nostro territorio. E quindi siamo qua veramente per dare il massimo contributo. Ieri è andata benissimo, sono dei passi che piano piano si stanno facendo per arrivare all'obiettivo finale.